Dunque Fratelli d'Italia è il primo partito e Giorgia Meloni guiderà la coalizione del centrodestra. In questo modo i tre leader, Berlusconi prima, Salvini poi e ora appunto Giorgia Meloni, i tre leader del centrodestra hanno guidato a turno la coalizione appunto di centrodestra. C'è poi da analizzare un'altra sfida, quella tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, vinta evidentemente da Giorgia Meloni, e quella tra Salvini e Conte, vinta in questo caso da Conte. Quindi possiamo dire che c'è un perdente tra i vincitori e un vincitore tra i perdenti. Ma non è tutto, perché poi se analizziamo il terzo polo, l'accoppiata Renzi-Calenda, è andata un po' al di sotto delle aspettative. Questo forse perché non viene mai percepita, queste coalizioni di centro non vengono mai percepite come una forza politica che poi si potrà alleare con il centrodestra o con il centrosinistra, come in questo caso viene invece vista come un satellite del centrosinistra e quindi evidentemente va a prendere i voti soprattutto nel centrosinistra, come in questo caso, anche se pare abbia pescato anche qualche voto della Lega e degli imprenditori. Il tema però della politica di questi giorni e dei risultati ci fanno guardare più avanti, ci fanno guardare alle elezioni prossime della primavera qui in Friuli Venezia Giulia, quando sarà rinnovato il Consiglio regionale, quindi anche la presidenza della regione. E ci saranno anche le elezioni per rinnovare il sindaco di Udine. Ecco, c'è da chiedersi se in questo caso il partito di Giorgia Meloni lascerà così le cose come sono in questo momento, e cioè Fontanini a Udine pronto per una ricandidatura e Fedriga altrettanto per guidare nuovamente la regione per il secondo mandato. Fino a ieri sembrava che tutto potesse rimanere così, però c'è da chiedersi se Fratelli d'Italia a questo punto rimarrà a guardare, lasciando appunto che tutto proceda così come era stato avviato 5 anni fa, oppure se invece il partito di Giorgia Meloni è pronto a sparigliare le carte almeno per una delle due partite.